Alcudia, ovvero la Rupe, forse era in arabo l'antica città di Licodia, oppure Lukos, dal greco lupo, richiamando una più antica tradizione greca, in riferimento con l'antica colonia calcidese di Euboi, che ivi sorgeva. Fatto sta che questo piccolo paese, arroccato su di un alto sperone calcareo, conserva una storia millenaria, i cui eventi si perdono nella memoria più lontana, fino all'età del bronzo, con la presenza di un insediamento siculo successivamente ellenizzato. Nel nostro peregrinare però non poteva di certo mancare la visita al monumento più cospicuo di questo piccolo angolo montano, quegli imponenti resti dell'antico castello che domina ancora oggi il punto più alto della rocca. In quel giorno di Natale di metà Cinquecento, un urlo pungente e addolorato sconquassò le possenti mura del castello di Licodia Eubea. La voce era di donna Antonia del Balzo, moglie di Ambrogio Santapao, marchese di Licodia e principe di Butera. Un urlo di gemito disperato seguito da un silenzio di tenebra, mentre la sua mano insanguinata di coltello si accasciava lentamente al suolo. Negli occhi l'immagine del marito violentemente scomparso da poco. Un'immagine che in quei giorni e in quelle settimane l'aveva perseguitata senza sosta, riaprendo continuamente la profonda ferita nel suo petto che non riusciva più a richiudere. Il silenzio più oppressivo che si possa immaginare raggelò il sangue nelle vene dei cortigiani impietriti che accorsero poco dopo nelle stanze della loro signora, ormai riversa senza vita sul pavimento in un lago purpure. Quella tragedia l'aveva sopraffatta, conducendola alla morte e alla pace, sebbene possiamo ammettere, con una buona dose di probabilità, che il suo spettro inquieto si aggiri ancora di notte fra le rovine del castello, alla ricerca dello spirito del marito che non vide più dopo quella notte. Le sensazioni che ci avvolgono, ai piedi dei ruderi del grandioso castello del piccolo paesino di Licodia Eubea, nella provincia di Catania, ci investono di questa immane tragedia, la quale ora sembra così lontana e surreale, mentre una tranquilla brezza di febbraio, insolitamente tiepida, ci accarezza leggera. La prima testimonianza storica di questo complesso risale solo al 1269, in pieno periodo angioino, ma la sua costruzione deve risalire almeno al periodo svevo, il quale fu eretto su precedenti costruzioni bizantine e arabe, almeno da quello che si evince dall'osservazione della tecnica costruttiva muraria, riscontrata nei sotterranei. Gli arabi, infatti, che rasero al suolo la precedente fortezza tardo-imperiale bizantina, probabilmente lasciarono integri i sotterranei, sui quali poi fu impostato il nuovo castello normanno svevo. Durante il regno di Carlo d'Angiò I, il castello passa nelle mani di Bertrando Artus. In seguito ne sono i padroni gli aragonesi, per poi tornare in mano Angioina, ad Ugolino da Callaro, per i meriti conseguiti durante la Riconquista. Ma la famiglia che se ne impossessò per lungo tempo fu quella dei Santapao, tanto che oggi il castello è conosciuto con il nome di Castello di Santapao. I Santapao ne presero possesso dopo i Filangieri con Ughetto Santapao nel 1393, con concessione diretta del re Martino, fino al 1610, quando passò nelle mani di Vincenzo Ruffo, il quale sposò una Santapao, Camilla.
I Ruffo ne furono i padroni fino al 1812, anno di abolizione del feudalesimo, ma allora il castello era già a rudere, distrutto nel sisma del 1693, quando il borgo si avviava verso una lenta ricostruzione. Recandoci oggi su quei frammenti del lontano mondo medievale, si rimane stupiti dall'imponenza della costruzione, la quale in ogni angolo manifesta una grandezza singolare, sia per ciò che riguarda le mura degli ambienti interni, sia per i bastioni alti e fieri, che svettano dall'alto della rupe. Di questi sono due i torrioni meglio conservati dopo il terremoto, che si ergono dal fianco della rocca fino al soprastante piano di campagna, anche se un tempo raggiungevano l'altezza delle altre torri. Sul piccolo terrazzo, allestito ai loro piedi, si ha certamente un'idea molto chiara delle dimensioni e della spettacolarità che ostentava ai tempi d'oro di Sant'Apao. Ritornando a passeggiare nella parte alta fra le mura frammentarie, scopriamo l'accesso ai sotterranei, colmi di detriti, ancora in parte visitabili, seppur parzialmente. Questi dovevano essere certamente vasti e complessi, includendo anche la presenza delle antiche carceri non ancora scoperte. Tuttora però, con un certo rammarico, ne possiamo vedere solo una piccola parte, in quanto il castello non è stato quasi mai soggetto di interesse archeologico e quindi di recupero. Un vero peccato per la cittadina di Licodia, che con un minimo sforzo di valorizzazione e pubblicità avrebbe certamente una notevole risorsa economica per il turismo. La consistente grandezza del castello non si scolla dalla sua importanza storica, in particolare durante la reggenza dei Sant'Apao, presidenti del regno, così come la testimonianza diretta di eventi lontani, di battaglie e di assedi,
come di tragedie già ricordate, alle quali possiamo aggiungere anche quella di Raimondo Santapao, che in una torrida giornata di agosto vide giungere la notizia della morte, per mano del marito Antonio Barresi, dell'innocente figlia Aldonza nel castello di Militello. Un monumento dimenticato, un tassello importantissimo nella storia del territorio, che con il mancato rispetto da parte dei suoi abitanti di certo non fa onore a noi stessi e all'eredità che ci portiamo dentro.